Noi siamo i Skimstones, siamo da Tarso, Vittorio Veneto. Io sono Edoardo e il mio compare è Carlo. E fare musica live è trasmettere un progetto, un'idea che è stata in esecuzione ancora da finire, quindi comunque comunicare al pubblico quali sono i nostri intenti artistici, qual è il progetto appunto che stiamo seguendo e far vivere le emozioni che viviamo in studio anche davanti a un pubblico, quindi sopra un palco, eccetera. È da 2 anni che stiamo lavorando insieme a questo progetto, quindi insieme stiamo collaborando da 2 annetti circa. Per me la passione per la musica è nata presumibilmente quando sono nato, ma diciamo che non ho ricordi da quando ho iniziato a fare la musica. Quindi penso da sempre, non lo so però dall'anno preciso in cui è nato questo anniversario, diciamo. La mia passione per la musica è nata da quando sono piccolo e sì, penso da quando ho preso in mano la prima volta la chitarra. A noi basta fare il nostro, nel senso che noi non abbiamo categorie commerciali, di playlist, di podi, queste robe qua, a noi basta vivere di quello che facciamo, sinceramente è già un ottimo guadagno. Gli artisti che ci ispirano nel nostro progetto vanno da Bonobo, Aphex Twin, per melodie e suoni magari sinistri o plastici. Penso che ogni occasione di ascoltare un artista è sempre un riferimento che poi ci gravita attorno, e quindi credo che non ci siano categorie specifiche di riferimento, ma penso che qualsiasi cosa possa essere un riferimento nel momento in cui viene interiorizzata. Vediamo l'ora di farvi intrippare.